Ferrarizzi di Sersale si gioca sotto la neve la 25esima giornata del campionato di eccellenza calabrese. Il Sersale ospita il Codroneica Curri, reduce da una roboante vittoria per 5-0 nell'ultimo turno. Lupi giallorossi di mister Saladino, che hanno trovato un'affermazione esterna per 2-1 contro la gioiosa Ionica. Dirige l'incontro Fede di Rossano, coadiuvato da Perri di Lamezia e D'Agostino di Catanzaro, quando grazie alle immagini che ci giungono da Eugenio Cappelluppo possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre al terzo con il tentativo dalla distanza ad opera di Dolce. Parrottino controlla con lo sguardo la sfera spegnersi sul fondo all'11°, risposta sersalese con un calcio di punizione da posizione defilata che scalda i guantoni di Duta, dal corner che ne consegue mischia in area di rigore risolta da Scalise, che addirittura di tacco colpisce il legno alla sinistra di Duta. Cotronei ancora in affanno recupera palla, Russo fa partire un sinistro a giro velenosissimo e pericolosissimo, lambisce il palo alla destra di Duta. Sul ribaltamento di fronte torna a rendersi pericoloso il Cotronei con questa azione sviluppata in verticale che libera al tentativo al volo ancora Dolce. Il suo destro fa la barba alla traversa della porta di Parrottino. Partita spettacolare sotto la neve al Ferrarizzi. Al quarto d'ora Sersale che ci riprova, stop e mancino al volo di Russo, secondo legno di giornata per i lupi di mister Saladino. Alla mezz'ora Sersale vicinissima al vantaggio con Scalise che non riesce a deviare a pochi passi dalla porta. Al 38° però a passare è il Codroneica Curri, lancio profondo, topica della retroguardia sersalese, si invola verso la porta avversaria. Allora Cataldi a tu per tu con Parrottino, scartato sul destro. Cataldi gonfia la rete per il vantaggio del Codroneica Curri, a sorpresa avanti al Ferrarizzi. Complice anche il misunderstanding nella retroguardia di mister Saladino. Cataldi si è trovato a tu per tu con Parrottino e non ha perdonato. E anche questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Segue infatti solo il duplice fischio del fischietto di Rossano. Squadre guadagneranno gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la marcatura di Cataldi. E sarà un secondo tempo altrettanto complicato per gli uomini di mister Saladino, con il Codroneica Curri ben composto nella propria metà campo. Prova allora a pescare dalla panchina al 56° con De Zai che prende il posto di Pascuzzi. All'ora di gioco servirà un tentativo dalla distanza di Nesticò per bussare alla porta di Duta. Ancora cambi con Cristaudo che prende il posto di Stranges. Al 74° però, alla prima vera occasione della ripresa a raddoppiare, è il Codroneica Curri. Azione spettacolare, palla a rimorchio per Abodi, prima intenzione per l'inserimento di Dolce, tocco morbido e raddoppio della compagine crotonese. 0-2 al Ferrarizzi, decidono Cataldi e Dolce. Ma che assist di Abodi in questa occasione. E poi il tocco liftato con l'esterno del piede destro, timida reazione nel finale dei uomini mister Saladino con il tentativo di Cristaudo che non inquadra il bersaglio grosso. Non ci sarà più tempo al Ferrarizzi di Sersale, triplice fischio a passare è il Codroneica Curri grazie alle marcature di Cataldi e Dolce. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Ragazzi, grazie, ci vediamo alla prossima.